pasta mangiata, molto di gusto, e adesso Nintendo mi metto un po' qua di fuori. Mi metto un po' qua di fuori, gioco con la Nintendo. No, troppa allergia, mi si gonfiano gli occhi a star di fuori. Niente, mi tocca rimettermi in casa. Mi metto qua sul divano, ormai è il mio posto qua. E gioco un po' con Animal Crossing. Ho fatto delle modifiche, cioè in realtà, ecco, Pippo deve vomitare. Stavo dicendo, ho modificato tutta l'isola di Animal Crossing perché non mi piaceva com'era, e dietro all'isola c'era una spiaggetta che però nessuno poteva raggiungere, neanche io, perché avevo bloccato cioè, no, avevo bloccato, era dietro una montagna praticamente. Allora ho tolto tutto, ho lasciato solo la mia casa in cima, poi insomma, ho fatto tutto un restyling dell'isola, è venuta fuori una roba molto meglio. Non sono ancora convinta di come l'ho fatta, sinceramente, però devo dire che la vedo molto meglio adesso, e tutti gli abitanti dell'isola possono andare in tutti i luoghi dell'isola, possono girarla proprio completamente. Invece prima era agibile solo per tre quarti, e invece adesso è tutta percorribile, tutta intorno. Quindi ho fatto delle modifiche e mi metto qua un attimo perché sono un po' scomoda e mi piace molto di più così, devo dire. Poi ho messo tutte le scale di mattoni, qua devo ancora finire di mettere porfido, no? Cos'è vabbè, in questa roba qua, insomma, devo ancora finire. Questa ad esempio è l'unica scala rimasta di legno, se no il resto ho cambiato tutto, cioè proprio ho fatto delle belle modifiche. Qua manca una casa perché un abitante ha deciso di andarsene, io ho detto vabbè vai, fa lo stesso. Devo ancora abbellirla, mancano tutti i fiori perché ho proprio tolto tutto, alberi, fiori, tutte le decorazioni, avevo tolto tutto e adesso devo riaggiungere, ho iniziato ad aggiungere gli alberi e adesso devo aggiungere i fiori, però perché mancano proprio i fiori, si vede, prima era pieno di fiori. L'isola che, cioè, come era messa prima era piena di fiori, adesso invece ho fatto anche un campo, qua c'è un po' di tutto. Allora, qua ci sono le carote, queste sono le zucche, pomodori, zucche, pomodori, mais, e poi cos'altro c'è? Non mi ricordo. Vabbè, insomma, c'è qualcosina. Qui c'è tutto un mix, era roba che mi avanzava, insomma. Ho fatto tutta questa parte qui. Comunque, Animal Crossing ti prende, nel senso che c'è questa musichina molto tranquilla e rilassante sotto. Devi farti tutte le tue cosine, ti sistemi l'isola, ti sistemi la casa, te la fai come vuoi tu, cioè, oddio, gli interni, no? Non è che si possa fare chissà che. Però poi c'hai le varie missioni, i vari obiettivi. È un giochino che ti prende tanto e ti prende tante ore. Però d'altronde io altro non faccio, cioè, nel senso, sono a casa mezza malata, quindi anche se non faccio niente, gioco con questo, vabbè, lo stesso. Ne approfitto anzi perché poi non avrò tempo. Comunque è una cosa che mi piace tanto, e all'inizio questo gioco non mi piaceva perché era molto noioso. L'inizio è noiosissimo, è molto lento, e invece adesso sta andando via abbastanza, cioè nel senso adesso ho tutto quasi. No, oddio, non sono ancora così avanti, però insomma riesco a fare parecchie cose. Comunque la cosa importante adesso è aggiungere i fiori un po' in tutta l'isola perché veramente è proprio spoglia. Poi ho creato anche tutti i ponti così di mattoni, perché prima c'erano dei ponti ma non erano granché, e erano di legno normale, quelli che costavano meno. Questi qua invece sono quelli che uno, penso, non quelli che costano di più, quasi, sì, forse sì. Comunque ho proprio fatto tutta una bella modifica, sono molto soddisfatta di quest'isola.
adesso com'è. Devo ancora chiaramente finire, devo ancora fare tante modifiche. Questo è il retro dell'isola, la spiaggetta che nessuno poteva raggiungere e adesso invece è accessibile a tutti. Bello. Ho tante cose da tirar su da sottoterra, da tirare, però vabbè. E l'ultima modifica che ho fatto è stata proprio questa scala, l'ho aggiunta ieri, perché mi mancava, se no dovevo fare tutto il giro per scendere, invece così posso scendere sia da una parte che dall'altra. Certo cioè ho speso praticamente quasi tutti i soldi che avevo messo da parte in tutti sti mesi, ma insomma è bello sto giochino, perdi tanto tempo. Cioè, se si ha tempo da perdere, che non si ha altro da fare, è un bel passatempo questo. Ad esempio, io ci gioco anche se magari andiamo via da qualche parte il pomeriggio. Durante il viaggio, se guida Franz, io mi metto a giocare con Animal Crossing, perché non ho problemi a giocare in macchina. Sì, non mi dà nausea. Va bene, vi saluto. Buongiorno. Allora, è sabato mattina. Che carino che è questo. L'ho preso per fare l'aerosol. Non ve l'avevo fatto vedere ieri. Comunque, l'ho preso su Amazon. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, sui 30 euro. Non mi ricordo. So, è praticamente silenziosissimo. Altro che gli aerosol di una volta che facevano un rumore allucinante. Questo è silenzioso proprio al massimo. Io manco. È una figata sto piccolino. Vabbè, dovrei togliere gli occhiali però. Silenzioso. Ecco, adesso il fatto. Avete visto che carino? Quell'aggeggino. È piccolo. Però va da Dio, ragazzi, va da Dio. Un baby aerosol. È sporco qua sopra, sì. Non fateci caso. Infatti adesso mi ha smosso tutto, sono qua che sono piena di catarro, di roba che si è sciolta. Comunque, l'orecchio ancora fastidio, non si è stappato ancora, magari. Ogni sbadiglio spero sempre che si stappi. Avete presente quando andate in macchina, cambiate altitudine e si tappa e poi si ristappa? Ecco, ogni volta spero sempre che con uno sbadiglio si sistemi. No, non è ancora successo. Comunque oggi sto meglio, a parte l'intasamento generale, ma sto meglio. Ci vorrà un po' per guarire. E la cosa è che se non fossi andata dal medico a chiedere di fare l'aerosol, non me l'avrebbe neanche dato, perché lui era rimasto che io avevo tanto mal di gola, febbre, dolori articolari e basta. Lui non sapeva che poi mi era uscito raffreddore, tosse e tutto il resto, no? Quindi dovevo farlo per forza l'aerosol. E sto orecchio mi fa dannare, mi fa un prurito incredibile. Poi qua, guardate, qui c'è una pallina, io non so se sia un brufolo o una puntura di qualche insetto. So che mi fa male. Vabbè, un po' di latte. Dovrei fare la spesa, ma oggi sono ancora in malattia, quindi non mi muovo di casa. Cioè, penso di non muovermi, se non fuori dagli orari di reperibilità. Ma non credo, perché devo... Aspettate che metto qua. Sono proprio le mie orecchie che fanno sti rumori, sti suoni, Mamma mia. Devo sistemare di là, l'armadio della camera di là, perché ieri ho fatto ancora... Ieri ho messo sotto vuoto il piumino che ho lavato, le due coperte che ho lavato, perché ieri sono riuscita a lavare coperta di lana a trapunta e il piumino, ok? E si sono asciugati, quindi li ho messi tutti sotto vuoto. Poi ho messo sotto vuoto la roba proprio invernale, perché non l'avevo messa tutta via, ne avevo lasciata fuori una parte perché, visto il meteo. So che dovrebbe ripeggiorare un attimino il tempo, però ho tenuto fuori qualcosa di più grosso e lo terrò fuori per tutta l'estate. Ma ho sistemato finalmente tutta la roba invernale, l'ho messa via.
quindi ho sistemato l'armadio di nuovo e ho messo sottovuoto le giacche, quelle grosse, perché ho comprato i sacchi apposta per i giacconi che hanno già la stampella inclusa, cioè per appendere proprio. È una figata, un sacco sottovuoto che si appende, una figata. E conviene comprarli su Shein perché in altri siti costano una follia, invece su Shein costano pochissimo e vanno da Dio. Boh, mi scaldo il latte. Questo orecchio mi sta facendo dannare, non avete idea del prurito. Novità, non so se vi siete accorti, ho tagliato i capelli ieri sera perché ho fatto una bella doccia e ho detto aspetta, prima di fare la doccia mi taglio i capelli, infatti ci sono stata una vita e non sono perfetti, ho cercato di farli il meglio possibile. Dietro li ho poi rasati, qua sotto li ho rasati perché qua ai lati crescono tutti i capelli, poi vabbè adesso ricresceranno, forse qua c'è ancora un ciuffo lungo, non è semplice tagliarli da soli. Comunque li ho tagliati perché almeno sono libera qua dietro, perché sapete che mi danno fastidio, cioè a me piacciono o lunghi fino alle spalle ma non riesco a farli arrivare a quella lunghezza perché mi danno fastidio e quindi li accorcio. Boh, faccio colazione e poi vado di là a sistemare l'armadio. Devo eliminare qualcosa perché c'è troppa roba, troppa. Devo approfittare di questi ultimi 2 giorni, oggi e domani, che sono a casa, perché poi dopo rinizia la routine e non so come farò, ma mi sono abituata molto bene a stare a casa, anche se sono stata male, quindi non sono riuscita a fare niente, però mi mancava molto stare a casa la mattina, tantissimo. I gatti sì, sono molto più tranquilli da quando sono a casa, sono davvero tranquilli, non fanno neanche quasi sporco, sono bravi, sono molto bravi. Invece quando stanno da soli tutta la mattinata fanno quello che fanno, poretti. Controlla gli uccellini. E fuori, una bella giornata, girano. Situazione alle 10:03 questa. Allora, sto riguardando un po' tutto. Ho visto che questi sacchi, questo tiene abbastanza, questi mica tanto. E questo l'ho aspirato ieri e c'è già aria dentro. Boh, ho controllato, è tutto chiuso. Non lo so, è nuovo. Vabbè. Qua ho dovuto pulire perché su quella parete c'era tutta muffa. E infatti mi chiedevo da dove venisse l'odore di muffa, perché non la vedevo. Perché lì avevo la mensola della vetrina di là messa in verticale, appoggiata alla parete, e dietro la mensola c'era tutta la muffa. Perché? Perché ho messo il congelatore, l'ho messo girato col motore verso di là, quindi dovrò rigirarlo e metterlo come era una volta con la porta da questa parte. La cosa sbagliata è il fatto che sia attaccato all'armadio, non ci sia aria, non può girare l'aria e quindi si forma la muffa nell'armadio, ma è chiaro, no? Ma io quando l'ho spostato non ci ho pensato a questa cosa e il non pensarci ha fatto formare la muffa, quindi adesso devo spostare anche questo e vedere se c'è muffa anche su questa parete esterna. Visto che ci sono, vi faccio vedere l'outfit di oggi ed è questo. La maglia, questa qui del Lidl, fatta così, questa sportiva, i leggings di Shein, questi qua che avete già visto, e basta, questo è. E i capelli corti, che io adoro, mi piacciono tanto corti. Vado a continuare quest'opera, adesso sposto il congelatore e guardo com'è ridotto là dietro. Come immaginavo, qua dietro anche era pieno di muffa. Adesso ho pulito tutto, ho pulito qua perché c'era tutta acqua. Chiaramente questa parte deve prendere aria, quindi deve stare da questa parte. Vedete che anche l'armadio lo lascio distanziato dal muro apposta perché passi aria e non si formi muffa. E infatti là non si è più formata la muffa in quell'angolo lì. Proprio perché l'ho lasciato bello distanziato sia di qua che dall'altra. Faccio passare aria, ci possono passare anche i gatti volendo. Infatti Pepe ieri sera ha fatto tutto il giro intorno.
E l'unico problema appunto è che anche questo deve rimanere arieggiato. Io non ci ho pensato quella volta che l'ho girato. Vabbè, oh che male all'orecchio che ho in questo momento. Mamma mia, sto orecchio mi fa dannare. Vabbè, adesso per terra ho asciugato, quindi sposto di nuovo. Eccolo là, eccolo là. Ecco, là. Quello stendino è tanto comodo quanto scomodo, perché è tanto comodo perché è alto, la roba si asciuga bene, sta bella distanziata e l'ho strausato da quando l'ho preso, quindi dall'anno scorso. È scomodo perché non si può richiudere. Guardatelo, guardatelo. E che ho paura perché ho la finestra aperta, ribalta e mi fa un po'... Boh, si mette là, ok. Lui lo devo sempre tenere d'occhio perché lui è un gatto furbo.